tutti, benvenuti su Sport Sicily per il match valido per il campionato Under 17 regionale maschile girone A. Oggi si affrontano Academy Ribolla e Città di Carini. È iniziata, costruisce adesso il Carini, palla per Di Stefano che l'ha persa, adesso avanza con Lo Piccolo che ha trovato questa conclusione da fuori, primo brivido della partita. Batte Palazzotto, occasione, occhio all'interno dell'area di rigore, insiste qui il numero 9, grandissima parte di Trezza, ma Barone sta per fare un Eurogol. Palazzotto, cross in mezzo, occhio perché saltano tutti, pallone dentro e la rete dell'Academy Ribolla, è 1-0, ha segnato Tripiano, vantaggio per l'Academy Ribolla. Avanza Ferraro, occasione per l'Academy Ribolla, Ferraro dentro per Tripiano, leva il pallone Presi Giacomo, ma occhio perché è arrivato qui il 4 e l'occasione mancata da Ferraro, sotto porta, ghiottissima occasione per l'Academy Ribolla di raddoppiare. Punizione di Billesci, va col destro, dentro di Salvo, mette giù D'Amico e gira, palla in profondità a cercare Randazzo che è sbucata alle spalle di tutti, è uscito molto bene qui Di Salvo, ma il direttore di gara ha segnato calcio di rigore per Randazzo, beffa Di Salvo e fa 1-1. Il direttore di gara ha fischiato, è iniziato il secondo tempo tra Academy Ribolla e Città di Carini. Palazzotto parte, va col mancino, è di un nulla, non trova il gol all'angolino destro. Ancora Presi Giacomo, finta e poi rischia su Ferraro calcia, Ferraro è 2-1 per l'Academy Ribolla, ha fatto un grandissimo gol col mancino Ferraro. Consolida il possesso a metà campo avversario la squadra di casa, pallone per Tripiano punta, Tripiano dentro, la va sul destro, la doppietta personale e la ottiene con questo grandissimo gol. Tripiano raddoppia adesso l'Academy Ribolla al centro sportivo Pisani, adesso è 3-1. Occhio per Tripiano, che ha tu per tu, Tripiano è tripletta per Tripiano, 4-1 a favore dell'Academy Ribolla. Scordato, va dall'altra parte da Ferraro, occasione, vediamo se la gira dall'altra parte, così Tripiano può trovare il poker, Tripiano assoluto protagonista della giornata, non si accontenta neanche della tripletta, ne ha fatti 4 oggi Tripiano, lui si insiste sulla pressione, adesso accelera qui il 18, pallone imbucato, occasione per il Città di Carini, ma sprecata malamente. Si può calciare Nastasi col mancino, la grande risposta va al rinvio Longo fischia 20 secondi prima il direttore di gara, è 5-1 per il Ribolla che si porta 3 punti a casa pesantissimi.